Passiamo alla presentazione del squadre. Montebello oggi gioca con il numero del portiere Eddie Nicoletti, 4 Carlo Bertinato, 5 Paul Galvas, 6 Mattia Girardello, 8 il capitano Alberto Peripolli, 11 Simone Bolla, 14 Elia Canesso, 20 Juan Faiza, 21 Cristo Gomes, 23 Federico Lorenzato, allenatore Nino Girone. Risponde lo stanotte passato 1954, numero 4 Edoardo Pilati, 5 Mattia Pilati, 7 Mattia Mazzo, 8 Davide Giroli, 9 Roma Lisa, 13 Andrea Poli, 28 Davide Bertinato, 30 Davide Berto, 37 il capitano Victor Crespo, 75 Cesar Cantanero, allenatore Gaetano Marozzini, arbitro del mondo e il primo arbitro del signore Massimiliano Camazzi da Viareggio, secondo arbitro Marco Trevisana da Viareggio, ausiliario Damiano Pinazzo dalla strada delle Granda e da Attento ai 45 secondi Luigi Luna da strada delle Granda. Signore e signori, buonasera. La nona giornata del campionato di Serie 1, altro derby in scena qui al Palazzo di Cadolfin tra Bassano e Montebello, e allora andiamo subito con le formazioni in pista, poi andremo con gli starting five. Per quanto riguarda lo Stema Bassano, il portiere di scorta è Davide Merlo col numero 30, mentre i giocatori di movimento sono il numero 4 Edoardo Pilati, il numero 5 Mattia Milani, il numero 7 Mattia Baggio, il numero 8 Davide Piroli, il numero 9 Roc Lisa, il numero 13 Andrea Poli, il portiere Davide Pertegato col 28, quindi il capitano Victor Crespo e il vice capitano Victor Crespo col 37, il vice capitano è Cesar Candanedo col 75, il coach è Gaetano Marozzin. Per quanto riguarda invece Montebello, schiera col numero 1 il portiere Eddie Nicoletti, gli esterni sono il 4 Carlo Bertinato, il numero 5 Paul Galbas, il numero 6 vice capitano Mattia Ghirardello, il numero 8 Alberto Peripolli, uno degli ex di serata, e lui è il capitano, il numero 11 Simone Bolla, il numero 14 Elia Canesso, altro ex, il numero 20 Juan Fariza, il numero 21 Tirso Gomez e il portiere di scorta, il numero 23 Federico Lorenzato, il coach è Mirko De Gerone, anche lui ex giallorosso. Gli arbitri è una coppia viareggini, signori Carmazzi e Trevisani, entrambi di Viareggio. Bassano schiera nello starting five in porta Pertegato, gli esterni sono Candanedo, Crespo, quindi Lisa e adesso vediamo Crespo, Candanedo, Lisa e proprio Pilati. È una piccola sorpresa questa di Pilati, per questo è rimasto un attimo perplesso. Pilati è stato schierato nelle rotazioni giallorosse dopo l'eccellente prova di 6 giorni fa a Correggio, e allora ben ritrovato più che mai a Edo Pilati e soprattutto ben ritrovato a Fausto Postan, al quale do la formazione dello starting five di Montebello con Nicoletti tra i pali, poi gli esterni sono mi pare Fariza, andiamo a vedere, sono Fariza, Gomez, Ghirardello e Galbas, stavo prendendo nota.
E allora, dunque, premessa subito, poi coinvolgeremo subito Fausto Postan nella disamina. Montebello a 6 punti, secondo me ne avrebbe meritati molti di più. Ci sono state 2 partite, a Follonica in primis e a Valdagno poi, cui è andata tanto così, 1 centimetro davvero dal ride. Ecco perché i 6 punti certificano una classifica, a mio modo di vedere, assolutamente bugiarda dei biancorossi, che sono una matricola con un organico in grado di puntare serenamente ai playoff. Poi è chiaro che l'obiettivo della società è stato evidente fin da quest'estate, è centrare la salvezza il prima possibile, al limite anche attraverso il barrage finale, ma comunque garantirsi la 1, perché questa è una società lungimirante, di prospettiva, che lavora proprio con una programmazione ampio respiro. Seguiamo l'azione ancora proprio del Monte prima di appunto sentire l'opinione di Fausto. Dicevamo, ecco, vediamo ancora l'attacco del Monte, c'è Ghirardello, la botta da fuori, para per Tegato, ancora si fa vedere sempre il Monte con l'onnisciente Ghirardello che chiama in causa proprio Farizza, botta di Farizza e viene respinta. Dicevamo invece nel Bassano gioca Pilati e non Piroli, stavamo guardando perché Piroli è stato recuperato in extremis, a una brutta botta alla spalla che tra l'altro necessiterà di ulteriori accertamenti. Adesso è imbottito di antidolorifici proprio perché per riuscire a recuperare e garantirsi una rotazione in più per Marozin. Da qui Pilati è stato inserito non solo nei 10 ma proprio nello starting 5, perché è un giocatore di esperienza che non soffre sicuramente di tensione pre-gara, e proprio per avere poi un cambio in più in Piroli, che non ha un minutaggio fatalmente pieno, ma lo avrà a scartamento ridotto. Allora Fausto, gara molto equilibrata per adesso. Attenzione, seguiamo che si sblocca subito. c'è un blu. Buonasera intanto a chi ci ascolta e ci sta vedendo in Blu a Farizza dalle telecamere del servizio della Fisser. Pilati è andato a prendersi Sì, subito il cartino blu, è un tiro diretto. Sicuramente è una partita che il Montebello ha iniziato a sprombattuto, è già andato ripetutamente alla conclusione, però qui può esserci già la prima svolta. Bassano ha iniziato un po' timoroso, probabilmente anche l'inserimento di Edo Pilati, che è sicuramente un giocatore esperto e di qualità, ma che necessita degli automatismi, degli necessari automatismi e amalgama per poter rendere al meglio. La situazione per Bassano prevede che a tentare la trasformazione sarà Vitor Crespo, con il fallo che è stato fischiato a Edi Nicoletti, quindi è entrato in pista il secondo portiere Lorenzato, che gioco forza dovrà disputare 2 minuti in ogni caso in pista, perché il titolare dovrà scontare la penalità. Vediamo il tentativo di trasformazione di Vitor Crespo. Lorenzato comincia subito col botto, e adesso vediamo se Bassano riesce a sfruttare il power play, che non è esattamente la sua specialità, perché fino adesso proprio non è riuscito mai a far valere la superiorità numerica, e quindi prima o poi dovrà sbloccarsi. Non so se sarà questa occasione. Si sta disimpegnando bene Lorenzato. Lorenzato ha fatto due interventi sicuramente da applausi in entrambi i casi, la dimostrazione di quando un portiere entra a freddo ma si fa trovare pronto. Ma lui il riscaldamento serve questo, è stata una garanzia lo scorso anno, il portiere della promozione, una cavalcata trionfale, lo ricordiamo. E quindi attenzione, ancora possibilità, vediamo cosa prova Bassano. Adesso la pallina ce l'ha Candanedo si fa vedere Crespo, possibilità per gli Isa, cerca la conclusione, niente da fare per gli Isa. Trascorsi nel frattempo 3 minuti e 37, ancora 0-0, deve resistere Montebello su questa power play, questa inferiorità. Bassano prova ad andare in pressing, vediamo adesso. Poi sta per perdere pallina Ghirardello, recupera Candanedo, attenzione, vediamo la scelta, gran botta di Candanedo, traversa piena, Candanedo allarga le braccia, non so come si dica sfiga in spagnolo, però insomma l'impressione che sacramentasse proprio per quello. Sì, è stato sfortunato per una bella compagnia. Decisamente. Ci riprova, stavolta no, becca un altro palo che è quello della balaustra, ancora possibilità, attenzione. Un palo ancora, poi c'è un po' di bagarre, prende una botta agli Isa. Forse la pallina di rimbalzo. Sì, può essere. Vediamo, adesso sta per rialzarsi gli Isa, vediamo dove ha preso la botta.
tanto trascorsi 4 minuti e 12. Bassano, l'impressione, al di là che ancora non è riuscito a sbloccare, che correggimi se sbaglio, nel power play ha cominciato a fare quello che andrebbe fatto sempre, cioè far viaggiare pallina veloce, con scarichi rapidi. Al momento è così, poi è chiaro che devi anche far ha gol, cercato la conclusione sia da sotto con Rock Lisa sia da fuori con Cesar Candanelo. In realtà l'ha condotto bene questo power play. Infatti, è mancato il centimetro per decisamente. buttarla dentro. Direi che al momento, poi verrò smentito dai fatti, però al momento è il miglior power play condotto dal Bassano dall'inizio della stagione. Poi staremo a vedere che piega prenderà. Vediamo ancora, adesso una manciata di secondi ancora di superiorità numerica per Bassano, che deve capitalizzare, provare quantomeno. Ancora Lorenzato sugli scudi, bravo, bravo Lorenzato. Sì, si è disimpegnato. Mamma mia, 3 interventi, uno più bello dell'altro, e quindi attenzione adesso. Farizza è un cliente pericoloso, è dotato di un gran tiro dalla distanza. Farizza era un giocatore, adesso per carità, io ho tutti i miei limiti, ma ricordo che quando l'ho visto qualche annetto fa, primo anno a Valdagno, dissi caspita, ma questo qua è proprio bravo, e secondo me insomma ci sta che possa fare anche una carriera, fare un ulteriore scalino, migliorare ulteriormente. Infatti è arrivata la chiamata di Lodi, che non è proprio l'ultima, ritorna Nicoletti, e Lorenzato dà applausi perché ha fatto 2 minuti e non si è notata, con rispetto parlando, l'assenza di Nicoletti, quindi bravissimo. Adesso si sta scaldando la curva. Comunque Montebello si sta dimostrando abile a deludere il tentativo di pressing alto di Bassano, non fanno una piega, si smarcano bene, escono dal pressing con disinvoltura. È un brutto cliente, ma si sapeva. Sì. Tra l'altro c'è la curiosità che da un lato c'è Mirko De Gerone come capo allenatore, e dall'altro invece nel Bassano c'è il figlio di De Gerone, Leo, che è nello staff tecnico del secondo di Gaetano Marozin, e quindi insomma la battuta che abbiamo fatto a Mirko nel pregare è stata che Mirko, che di anni ne ha 50, fisicamente un po' più in forma di Leo, ma lei lo sa, e quindi credo che nel giro di qualche mese, magari dopo Natale, si rimetterà a stecca e di nuovo in condizione, perché va benissimo, ma è solo per non sfigurare di fronte al babbo, esatto. E quindi vabbè. Altro ex della sfida è Diacanesso. Sì, è vero. Prodotto del vivaio. Sì, un giocatore che a me personalmente è sempre piaciuto, perché entrava sempre con i concetti giusti in testa, e il suo passaggio non era mai un passagggo casuale in pista, e quindi pericolo proprio con Ghirardello. No, Galbas, scusa. È stata una buona ricezione di Pilati sul lancio lungo. È a prenderla, esatto. E ancora adesso l'attacco di Crespo. Bassano non riesce ad alzare i ritmi. Adesso poi fa fatica, l'ha fatto appunto sul power play e un po' meno sul resto. Non è semplice. No, perché è una difese organizzata adesso. Come quelle condotte da Mirko De Gerone, che è un allenatore che cura molto bella fase difensiva, è vero. Non sarà semplice per Bassano sbloccarla, e comunque Bassano è arrivato a fare 10 punti dopo un inizio difficile, che ci poteva stare a vedere il calendario, però c'è anche una vittima illustre nella stagione di Bassano, cioè il derby con Breganza. Sì, di fatto Bassano ha fatto i punti che doveva fare, con in più, diciamo, un paio di punti in più che sono stati quelli col Berganza, che hanno compensato il pari col Follonica, che era una gara che Bassano aveva meritato di vincere, ha avuto, quindi i punti sono giusti. È chiaro che qua Bassano, se non puntando alla vittoria, cerca comunque di vincendo può cominciare a fare altri pensieri, almeno per il momento. Di sicuro deve cercare di strappare almeno un punto, muovere la classifica in una situazione del genere, mentre il Monte non vuole assolutamente perdere, per puntellare proprio la sua gradatoria e mantenere intatte le chance a salvezza. E sta giocando con autorevolezza. No, infatti. Ancora Galbas, si fa vedere intanto Farizza, poi riceve Sfera, lo stesso
Se va sulla destra è pericoloso. Bertinato, sì. Perché è un gran tiro sul rovescio. Sì, ma O interno che si voglia. secondo il mio modo di vedere questa è stata una squadra costruita in estate con grande criterio, con grande discernimento e ripeto mi stupisce che abbia solo 6 punti, ha pagato credo al di là della mala sorte così il pedaggio all'ambientamento, che è vero che ci sono tanti giocatori navigati che la 1 l'hanno fatta come, ma comunque questa è una realtà che Sì. è al debutto è assoluto, debuttante, ci ha provato tante volte nella sua storia ad arrivare in A1, ce l'ha fatta meritatamente lo scorso anno. Di gran lunga ce l'ha fatta e quindi ci sta a avere quel momento di ambientamento che non è una frase fatta ma proprio fa parte del percorso di crescita, e adesso secondo me da oggi in avanti Montebello può fare veramente cose eccellenti. D'altra parte ormai il campionato, siamo alla 9ª giornata, ha già svoltato metà girone Chiaro. e qui la classifica comincia a delinearsi. Sì. Si capiscono le reali ambizioni delle varie squadre. È vero. Le conferme o le delusioni già a profilarsi. Intanto Bertinato prova a chiamare in causa Ghirardello, recupera sfera, Bassano attenzione. sta recuperando abbastanza pallini negli ultimi 30-40 secondi di gioco, è riuscito a fare un buon recupero ora con Candanedo. È il gioco di Bassano, quello di riuscire a recuperare palle e ripartire, prova spesso. Botta da fuori ancora di Candanedo che cerca la soluzione dalla lunga, primo time out in pista, trascorsi 8 minuti e 6 secondi, 0-0 tra Bassano e Montebello. Ormai è una costante, Fausto, sono tutte gare estremamente equilibrate, sono tutte gare tiratissime, direi che si dice una banalità ma poi è la sacrosanta verità per quanto banale possa sembrare, cioè che di fatto ogni partita poi è decisa da particolari, da dettagli che possono indirizzare dall'una o dall'altra parte. Sì, non siamo più al dominio della squadra che comunque si staglia di fronte alle altre, anche se in realtà il Lodi sta facendo abbastanza corsa a sé, gli unici punti che ha perduto li ha perduti dal giudice sportivo, no? È vero. E quindi sicuramente è una formazione quella di Nuno Resegna che ha già trovato la quadra, come si suol dire, sta viaggiando a scombattuto. Nel resto della composizione della Serie A1 nostrana sicuramente l'equilibrio regna sovrano e i risultati, anche le teoriche sorprese, sono all'ordine del giorno. Adesso è una gara teoriche fra virgolette, proprio perché l'equilibrio caratterizza quasi tutte le sfide. Questa è una serata di Coppe Europee, quindi si gioca solo qui e a Viareggio, tra Braganza e Viareggio. C'è un Sarzana-Benfica che sicuramente è una partita molto attesa. Piatto per gli addetti ai lavori. Piatto forte della giornata. Ancora la conclusione poteva essere buona, poi è stata una deviazione, la recupera Victor Crespo. Mentre alle viste il primo cambio, questa Marotina ha mandato a scaldare proprio Davide Pironi. L'idea è proprio chiaro, deve un po' gestire, però è chiaro che un giocatore che magari anche a scartamento ridotto può dare la sua impronta, perché spesso sa essere imprevedibile. Comunque Pirati si è disimpegnato bene. Molto bene, anche perché se vai a vedere appunto la prima occasione, cioè quella del cartellino, se l'è procurata lui. Quindi, ancora Edo Pilati, Crespo. Protagonista dello scorso anno della promozione del Molfettina 2. È vero. Scivola rappresenta. Ancora se ne va via di forza Mattia Ghirardello. È stato particolare, attenzione, gran conclusione, non ci sarebbe arrivato lì l'impressione, per la gara l'aveva battezzata fuori. Azione caparbia, conclusa con un tiro impreciso, ma a dimostrazione delle qualità del ragazzo breganzese, ricordiamo. È stato bellissimo vedere la scena nel tentativo di recupero di Ghisa, ha fatti fuori due. che ha provato Candanelli, ha dato uno spintone per accelerare il recupero. In questi casi si fa, no? C'era Ghisa che aveva veramente i lineamenti del viso molto tirati, perché era un gran recupero, allora l'ha capito Candanelli, gli ha dato uno spintone. Non mi stupirei che Marozzi scegliesse proprio di togliere Rocco. Sì, perché era proprio veramente in apnea un po', però adesso magari vedremo le scelte di Marozzi. Certo che è stato appunto un curioso siparietto. Vediamo adesso l'attacco
proprio del Montebello. Recupera invece Lise che sì, vuole smentirci, sì, evidentemente, meglio per lui. Meglio per lui e per Bassano ovviamente. Ancora, E vediamo. Gli danno di squadra. Non davano Fallo di rigore. squadra, sembrava appunto per un attimo il tocco di pattino, invece era sì tocco di palo, ma inteso come fallo di squadra. No, è uscito Piroli in questo caso è un cambio funzionale, logico. esatto, Sì. sì, logico di quelli. Difensore per difensore, Sì. o comunque giocatore arretrato per Certo. giocatore che parte da dietro. 10-21 nel frattempo, ancora 0-0, a conferma che l'ennesima partita tirata. Io da diverso tempo sostengo che l'hockey assomiglia veramente sempre di più al calcio, nel senso che fare gol è complicato, le goleade sono sempre più rare, ma questo perché è cresciuto tatticamente, sono cresciute tatticamente tutte le squadre e ci sono meriti acclarati. Botta, attenzione, ci ha provato Crespo, meriti acclarati proprio dell'organizzazione difensiva e dei coach evidentemente. E dei portieri che sono migliorati, che si sono adeguati al regolamento, perché il regolamento quando è stato previsto voleva privilegiare sicuramente le segnature, e la posizione che devono assumere i portieri sui rigori e i tiri diretti aveva quella logica, di fatto però i portieri si sono già adeguati, adattati, sì. E quindi i risultati si segna comunque meno, ma per certi versi io lo considero una cosa più bella, perché è molto più elettrizzante. Io ricordo, ripeto, tanti anni fa, anche quando giocavano tanti assi della specialità, che c'erano 3, 4, 5 gare almeno a stagione che erano quasi improponibili, erano quasi da fermare per manifesti inferiorità, sì. Con 10-1, 12, e allora non va più bene, insomma, quando è giusto per portare grande è stata la deviazione di Galbas, sì. E col braccio di richiamo è stato sveglio Pertegato. Tiro accompagnato di Mattia Gherardello e Galbas a tentare di sporcare la deviazione. Esatto. E adesso Crespo, Candanedo, ancora Victor Crespo. Mazzano deve provare, chiede un fallo che non arriva, vediamo, attenzione, rischia Crespo, viene richiamato, arriva l'ammonizione a Crespo e l'ammonizione per una protesta, un fallo reclamato. E qui in questo caso il primo arbitro Carmazzi ha esercitato il ruolo di primo arbitro, e mentre Trevisana aveva lasciato correre, Carmazzi non ha... entra Gomez ed esce Ghirardello intanto allarga le rotazioni anche Mirko De Gerone. Minuti giocati 11-26, 0-0, partita come si immaginava molto combattuta, molto tirata, molto equilibrata. Vediamo adesso l'attacco proprio di Farizza dietro porta, si fa vedere il compagno, si fa vedere Galbas, poi Farizza preferisce, no, serve proprio Galbas. Nel frattempo Tirso Gomez nei pressi dell'area, ancora sporca la deviazione, gran botta proprio di Galbas. Non di molto fuori. Direi di sì. Adesso c'è un fallo, vediamo cosa deciderà. Fallo di squadra semplice. 11-52 giocati, sempre 0-0. Terzo fallo di Montebello, 3 anche per Bassano, quindi al momento perfetta parità anche alla voce dei falli. Con Mattia Miliani prossimo ad entrare in pista. È pronto anche a entrare Milani, potrebbe per la prima volta, anche se è a mezzo servizio Piroli, allargare un po' le rotazioni. Marozin, chissà che da questa clamorosa, tra virgolette, abbondanza non esca qualcosa di buono. Chiaro che neanche a mezzo servizio Piroli si può regalare, ma così è. Quarto fallo intanto per Bassano. Farizza si districa bene tra gli avversari, si fa vedere proprio Gomez, quindi non si tiene con Bertinato, attenzione. È stato un cattivo passaggio. Sì, ancora per Bertinato. Stava vedendo sì. E ancora Galbas. Su di lui Piroli. Con una mano la conclusione di Galbas. Pertegato. Vediamo ancora la pallina, ancora un'accelerazione di Rocklisa. Nel frattempo sentito la curva che ricomincia a incitare la squadra giallorossa. Ancora
Piroli, Candanedo. E Bassano non riesce a decollare. Fa fatica, sì, perché adesso fa fatica proprio a tirare in porta, a creare conclusioni pulite. Merito di Montebello. Sicuramente, perché li sta chiudendo non solo i corridoi, Montebello attenzione, questa, ma qualunque varco qua. Bravo Pertegato, Sì. sul 3 contro 2 si è disimpegnato bene. Anche perché comunque la conclusione di Gomez era insidiosa. Quasi dentro l'area, tiro mezza altezza. Sì. Che poteva creare dei punti. Prova Candanedo ad andare via di fisico a Galbas, ancora Candanedo. Non fischiano, vediamo ora. Fischiano Gran adesso, botta vediamo adesso su Candanedo, vediamo. Poi Candanedo. La sensazione è che l'arbitro non voglia sanzionare la caduta di Candanedo. Vediamo. Ecco il cambio di Milani per Lisa, adesso chiaro vuole far rifiatare alcuni suoi pezzi importanti. Infatti la punizione per la palla per Montebello non è stato concesso palla di scuola. Combinato nulla, quindi adesso si riparte con la Monte, Bertinato, Galbas, Bertinato, perde la maniglia, Bertinato scivola, attenzione, Piroli, non riesce il filtrante su forse la Crespo. pista è un po' scivolosa. Sì, probabilmente un po' di con l'umidità delle piogge di sti giorni, senz'altro qualcosa è accaduto. C'è Candanedo che ha i pantaloncini strappati. Ecco, e allora forse vediamo cosa succederà, ma penso che per adesso terrà botta fino al prossimo time out. Non essendo una bella fanciulla, noi soprassederemo sul pantaloncino strappato di Candanedo. Sì, esatto. Sì, credo che se sia procurata proprio in occasione del fallo non segnalato, per questo Candanedo è rimasto un attimo sorpreso. Finta di tiro di Farizza, poi riparte Bassano. Vediamo, Candanedo, il tocco, pericolo davanti alla porta di Nicoletti, trascorsi intanto 14 minuti e 34 secondi. Intanto la ruota del pattino di Crespo si è impigliata nella rete. È un classico, siamo a 2 ruote impigliate nella rete dopo Pilate, toccata a Crespo, gol 0, però almeno 2 piedi nella rete del Montebello, la mettiamo sul sorriso in attesa. Per la verità mi sembra che la palla fosse anche entrata, ma ovviamente era gioco fermo, era già fermata, fallosa. esatto. E quindi gara appunto molto tirata, come volevasi dimostrare. Attenzione, forse se nei confronti di Crespo potrebbe essere stato preso un provvedimento. Credo sia stato addirittura assegnato un cartellino blu per proteste verosimilmente. Sì. Quindi power play ce l'ha Montebello e il capitano del Bassano a scontare 2 minuti di penalità. Adesso sul blu di Crespo deve provare Bassano, deve lavorare bene, e non sarà semplice perché Montebello è squadra organizzata e saprà provare a far fruttare, organizzare questo power play. Vediamo, confidiamo anche per quanto riguarda i colori giallorossi nelle capacità di Mattia Milani di essere veloce a fare le chiusure da perno alto. E qui c'è infatti Manudin sta catechizzando Mattia Milani di andare a chiudere le conclusioni di Farizza, che è il cliente più pericoloso sicuramente, anche se in realtà possono anche fintare la conclusione e scaricare palla nei pressi di Pertegato. Non ci voleva questo. No, sì, anche perché è stato, vorrei dire ingenuamente, ogni tanto Crespo cade in queste per troppa generosità. Sì, anche perché il signor Cammazzi non tollera le proteste. Esatto, non proprio specie dal capitano, quindi è evidente. Adesso qua Candanedo è combattuto, attenzione, Piroli perde pallina, recupera in qualche maniera Pertegato, cosa ha fatto? Mamma mia! Miracolo di Pertegato. Mamma mia. La conclusione a botta sicura di Galbas. Sì. Montebello a un passo dal vantaggio. Bassano deve stringere le maglie, ha perso una pallina gratuita. Decisamente. Se sei in inferiorità numerica devi difenderla con alla morte. Si prova ancora. E adesso il palo esterno. Bertinato nei pressi.
Ancora ci prova Fariza. È lunga ancora. È eterna, manca esattamente 34 secondi. Attenzione, ancora il miracolo di Davide Pertegato. Sì, e quindi è chiaro che a forza di tambureggiare poi può raccogliere qualcosa. Montebello adesso deve provare a tenere pallina. E trova gol gol incredibile, la deviazione, trova il gol. Fortunato Gomez. Tiro di Candenedo. Deviazione ravvicinata di Gomez. Deviazione di a Gomez. fare il suo portiere. Sfortunato Montebello in una circostanza. Minuti giocati 16 e 14. Tiro di Candenedo e deviazione Gomez in inferiorità, però ancora ci sono secondi per Montebello per provare a impattare. È sempre superiorità numerica, attenzione. Viene dato il gol poi a Candenedo, anche se la deviazione ci è parsa evidente. Pilati intanto a ristabilire la parità numerica. Non ce ne vogliono gli amici di Montebello, ma c'era una rubrica per noi che siamo i baby boomer, che negli anni 90 a mai dire gol, il cosiddetto gollonzo. Sì, è stato un po' un gollonzo, poi giustamente con le nuove regole viene data a Candenedo, insomma. Ma non so se si applica la stessa cosa. No, appunto, il calcio dico con le nuove regole, la tentazione di darla a Candenedo, poi se non altro per non mortificare Gomez, che in effetti non aveva nessuna colpa. Esatto. Per quello che può interessare nell'effetto ottico, lo metterò nel tabellino, il gol lo scriverò a Candenedo, poi magari in cronaca ricorderò che c'è stata la deviazione decisiva di Gomez, ma siccome è stata molto fortuita. Laterale. Esatto. Sfortunato. Sì. Non meritava di essere solo. No, in questo momento no, di sicuro. Attenzione, intanto entra Ghirardello Bertinato. Bertinato di Trissino, ha fatto la storia di quella storia, infatti è stato anche omaggiato in grande stile. Poi è chiaro che da tanti anni Marosini lo ha avuto a Trissino, perché Marosini ha costruito la fase più importante iniziale della sua carriera proprio lì. No, è vero, Marosini in provincia ha allenato ovunque, ma anche solo che venga ad allenare a casa mia, poi le ha fatte credo quasi tutte. Nel Vicentino sì. In provincia è stato veramente totale. Credo gli manchino Montecchio Precalcino e Roller Bassano, poi le ha fatte tutte. Ma secondo me, essendo ancora giovane, al di là del cappello bianco, fa tempo a completare l'album. Può essere. Quinto fallo Bassano, 3 Montebello, c'è un time out e forse sarà l'occasione per Candenedo di cambiare i calzoncini, ma chissà, a meno che non voglia scaramanticamente tenere quelli. Si è visto che l'ha sbloccato. Esatto, anzi secondo me qualcosa mi dice che i calzoncini li tiene. Perché adesso non è una annotazione decisiva per l'esito della partita, però 1-0 Bassano, minuti giocati 18:02, la rete segnata al 16:14, ok, da Candenedo, ma con la deviazione, con fattiva collaborazione involontaria di Tirso Gomez, che ha toccato la pallina che doveva essere destinata in teoria a Milani per la volée, e ha in pratica beffato lo stesso Nicoletti, che non si l'aspettava, insomma. Anzi, era andato a proteggere il palo dove sarebbe arrivata la pallina. Era un'azione di ripartenza, un 2 contro 1 potenziale. Candenedo, anziché scegliere di tenere palla, ha cercato di appoggiare sul secondo palo per Mattia Milani. Ha fatto bene, visto che ha trovato una deviazione che ha portato Bassano in vantaggio. Ci eravamo stupiti la settimana scorsa di vedere Correggio in gol contro Bassano in inferiorità numerica, il Correggio ha segnato, e adesso è successa questa cosa a Bassano, quindi evidentemente ormai è una circostanza che si può verificare, si verifica con squadre che si possono sbilanciare. Nel frattempo è entrato Pilati, e qui Piroli ha cercato Mattia Milani per la deviazione, prima intenzione trattenuta, fallo fischiato a Piroli. Bassano non deve protestare. No, infatti, perché il metro di giudizio di Carmazzi è evidente, chiaro, l'ha fatto capire dall'inizio, quindi bisogna semplicemente adattarsi.
Ancora possesso di sfera per Montebello, poi c'è un fallo per fallo. sorte irregolare nei pressi della porta. Sì, quelli che erano i 3 secondi del basket più o meno. Vediamo nell'area del portiere non ci si può fare. Infatti. Ancora Mattia Milani, da ultimo uomo, serve poi il blocco per Pilato. Attenzione Dopilati, va via di fisico, serve una gran pallina, peccato per elegante, Piroli. non solo di fisico ma anche di eleganza. Esatto. Ha chiamato un die vai bellissimo, insomma, che il compagno non l'ha servito con passato di vittoria. Ancora Edo Pilati che ha tagliato la barba degli anni d'oro che in stile Barba Arden di Houston, e adesso si presenta tutto tirato da bravo bimbo, o il Barba Marotta per stare in tema calcistico locale. E adesso 5:28 da giocare. Seguiamo l'attacco con Farizza di Montebello che vuole riordinare le idee ma vuole soprattutto riagganciare il pareggio. Attenzione, Farizza. Slalom di Farizza. Sì. Poi ancora il Monte con Ghirardello, Bertinato perde pallina, la recupera Piroli che non ha però compagni liberi, cerca la conclusione, ha provato. Si è immolato Carlo Bertinato. Sì, perché era lui che aveva perso, anzi no, stava per perdere pallina lui, allora giustamente è andato a rimediare. Entra Crespo e va a rifiatare Candanedo. Forse che gli fanno il pit-stop dei calzoncini. Forse sì. L'impressione sì, è proprio quella. Adesso 5:03 da giocare in questo primo tempo, 1-0 Bassano, ancora Crespo, quindi Piroli ha un varco, attenzione, vediamo, poi sceglie di tenere pallina, non aveva più e soprattutto non aveva più possibilità di colpire Nicoletti o sorprenderlo quantomeno. Ancora Piroli, quindi Victor Crespo. Va in percussione Victor Crespo. È rientrato dopo aver scontato la penalità. Anche lui deve a volte disciplinarsi perché per troppa generosità si fa prendere la mano, e gli arbitri l'hanno capito, l'hanno in parte anche battezzato. Quindi. Palla alta sulla conclusione di Pilato. Esatto, minuti 4:28 ancora. Attenzione ancora al Monte. Farizza cerca il compagno libero, lo trova in Ghirardello, quindi Bertinato per buon recupero pallina di persa. Piroli, attenzione, niente da fare, assolutamente impreciso la conclusione. Si era procurato una buona occasione per 2 volte, direi che si è procurato delle eccellenti opportunità. Piroli poi nella finalizzazione è stato meno preciso, forse un pizzico avventato, e lì può essere anche, incida molto il fatto di non avere la piena sicurezza della posizione della spalla. Qui protesta con Carmazzi che non lo guarda nemmeno. Infatti. Carmazzi. Botta da fuori di Crespo che di tanto prova queste conclusioni. Se c'è il compagno davanti a fare vedere davanti per il portiere è insidiosa. Se il portiere vede la palla è quasi pericoloso tirare, perché si rischia di favorire il contropiede avversario. Ecco l'utilità di Milani, dicevo grande prima, perché ha bruciato sullo scatto, anche se era in svantaggio e in ritardo l'avversario diretto, è andato a prendersi un fallo. Avere un folletto come lui incide tantissimo, perché poi tra l'altro un giocatore cresciuto tanto nelle ultime stagioni, l'apprendistato di Vercelli gli è servito parecchio. Intanto 3:10 da giocare. Crespo perde poi pallina. Crespo ha provato una Veronica complicata, e adesso di nuovo Montebello. Seguiamo. Farizza va marcato sicuramente stretto. Sì, perché alla conclusione in canna, una conclusione in un amen. Sì, e tra l'altro un giocatore che se non inventa la conclusione all'assist, eccola qui, pronta. E infatti è stato bravo in questo caso Pertegato.
Molte rotazioni questa Tante, sera. sì, perché a Marozin, anche se con diciamo Piroli a mezzo servizio, non gli par vero avere tutta questa abbondanza rispetto al solito. Ne ha ruotati 6 ed è tanto, insomma. Sesto fallo Bassano, 4 Montebello, 2-26. Montebello non ha ancora inserito Alberto Periconi. Sì, tra l'altro giocatore che vedi di grandissima fantasia e destro, un giocatore che può inventarsi un gol da un momento all'altro in qualunque situazione, non solo sotto porta. Assolutamente. Scivolato ancora Vittor Crespo. Sì, il filo di umidità persiste e sta ingannando un po' tutti. Adesso prova a recuperare sfera, non ci riesce Bassano, allora è Montebello che manovra. La girata, pericolo Ghirardello, gran giocata del Ghira. E bravo anche Pertegato perché è riuscito a sì. sventarla. Alza schiaccia Ancora di pericolo Galbas. sull'alta schiaccia, poi va via Ottima tecnica. Glisa, subisce fallo, è il quinto fallo, 1,39, quinto fallo del Montebello, 6 di Bassano. Una proiezione sicuramente di 10 falli già nel secondo tempo. Sì, già io credo secondo me nei primi 10-12 minuti della Se il ripresa. metro arbitrale è questo, sì. il bonus lo esauriscono. Sì, sicuro. Mette anche tutte e due. Bertinato per Bassano che ha alzato il pressing e sì. ha recuperato una pallina interessante con Pilati e quindi a cattiva ricezione di Piroli. Attenzione, poi Bassano non deve farsi scoprire, la recupera Piroli. Ed è già un altro recupero importante, vediamo adesso come la gioca. Rock Lisa ha avuto un controllo impreciso perché ha perso quella frazione di secondo, un tempo di gioco per così dire. E poi si è decentrato troppo. Sì, è vero. 48 secondi questo primo tempo. Montebello che cerca, può andare all'ultimo tiro. Vuole chiudere per l'aggancio prima dell'intervallo. Adesso tocca a Ghirardello, studia il piazzamento dei compagni, poi serve direttamente Tirso Gomez dietro la gabbia, cerca una giocata più o meno imprevedibile, ancora Tirso Gomez, attenzione, prova a servire Paul Galbas, adesso la recupera Piroli, mancano 14 secondi, probabilmente dall'ultimo tiro Bassano vuole affrettare i tempi Crespo per prendere di sorpresa i rivali. 7 secondi, vediamo ancora Ghirardello, un secondo, finisce qua. Forse era meglio per Montebello accelerare il passo nell'ultimo assalto. Vabbè, 1-0 al termine del primo tempo, la rete per Bassano ovviamente, 16-14 la rete di Candanedo con la deviazione decisiva di Tirso Gomez. Gara equilibratissima e quindi tutta da seguire nel secondo tempo. A risentirci tra qualche minuto. A più tardi. Andiamo al giocamento dell'altra partita in questa nona di campionato a Viareggio 2, Breganze 0.
Aggiornamento da Viareggio 2, Breganze 1 a Corcia Andrea Scuccato direttamente sul rigore per il Breganze.
grazie. Signore e signori, ben ritrovati in questa ripresa del derby tra Stemma Bassano e Montebello. 1-0 per il Bassano nella prima frazione in virtù della rete segnata al 16-12 da Candanedo con deviazione decisiva di Tirso Gomez, deviazione chiaramente involontaria. Adesso si ripartirà con Bassano che schiera naturalmente per caso tre pali, poi gli esterni sono Crespo, Candanedo, Piroli e Lisa, quindi quintetto standard, mentre per quanto riguarda Montebello c'è Nicoletti tra i pali, gli esterni sono Bertinato, Farizat e poi una chiamata dell'arbitro Trevisan. I bambini che hanno buttato una palletta in pista e stavano giocando, e a questo punto è chiaro che se la sono presa giustamente Bertinato, ma lì non è colpa di nessuno, o meglio i bambini non stanno un po' più attenti, i bambini che giocavano lì vicino. È stato peraltro l'intervento di Trevisan è stato poi corretto, perché qualcuno rischia di farsi male sui pattini e farsi male forte, e allora corretto e tempestivo l'intervento del secondo arbitro Trevisan. Riparte una sponda per Bertinato. Sì. Ben congegnata questa manovra, sì. L'ha cercata anche nel primo tempo, Infatti si è infilata alla punta centrale con lo scarico e comunque appunto di prima per chi si inserisce dalla sponda. Settimo fallo per Bassano contro i 5 di Montebello, che diciamo schiera appunto insieme a Bertinata e Farizza anche Paul Galbas e Ghirardello. Botta, poi recupera sfera, bravissimo. attenzione, Crespo. Grande intervento di Nicoletti, che è stato bravo, non è rimasto tra virgolette piazzato, pronto e allungato il in braccio. diagonale E ha coperto con il bastone a soprattutto terra, e ha coperto tanto specchio in questi casi. Vitor Crespo ha fatto l'unica giocata Che poteva possibile, fare, ha cercato l'ha fatta l'angolo, bene. attenzione ancora, e c'è l'ottavo fallo di Bassano, deve stare attento a non consumare troppo in fretta il bonus Bassano. 8 falli. Anche se lì c'è sempre il solito dilemma, meglio esaurirlo prima. Ah sì, è vero, quando Anziché poi magari arrivare ancora a nei minuti rimediare, finali. esatto. Lì dipende dalle varie scuole di Intanto pensiero. c'è fallo di squadra fischiata a Montebello. Sì. Fase 8-6, di direi gioco. che in questo momento, questo primo minuto e mezzo, sono più i falli che le giocate, a parte quella di Crespo. Vediamo l'attacco di Bassano, Lisa, Piroli. È iniziato con lo Ancora starting Lisa. 5 classico. Sì. In questo secondo tempo. Seguiamo ancora l'attacco. Quindi Lisa, che era tornato al gol 6 giorni fa, corretto su assist di Candanedo, mentre il gol in casa Lisa manca da più tempo. Vediamo ancora Piroli. Ha finto di troppo. Sì. Poi ha Però perde perso pallina Piroli. Attenzione, botta la deviazione di Candanedo che a volume occupa spazio. Sta facendo una gran prova difensiva. Sì. Cesar. In questo momento sì, decisamente. Ancora Candanedo, quindi si fa vedere Farizza, attenzione a spazio, Farizza prova a colpire, recupera sfera. Si sono preparati bene in settimana i giocatori di Bassano, perché stanno sempre stoppando le conclusioni di Farizza. D'altra parte, e qui invece hanno fatto un dai e vai bellissimo. A tagliare in due la difesa. Sì. Li hanno sorpresi, sono stati bravi in Montebello, complimenti. Ancora Cesar Candanedo, La finta di ricezione di Vitor Crespo a favorire Lisa. lo stop di Lisa, che si vola, lo chiude bene. Poi recupera Candanedo che è dappertutto, sembra Milani se non fosse così grosso. Sì. Nel senso che l'atteggiamento è quello di Milani, che è un folletto, si butta dappertutto. Sono un paio di giocate interessanti sia da entrambe le parti in questo inizio di ripresa. Attenzione, ancora c'è un fallo ai danni di Crespo, settimo fallo di Montebello, trascorsi time out in campo, ci vuole parlare su Marozina, ha chiesto lui il time out, trascorsi 3 minuti in questo secondo tempo, sempre 1-0 per Bassano, ma questa è una partita che si deciderà veramente sul filo di lana, perché
abbiamo visto sì, vantaggio Bassano, ma equilibrio totale. Sì. Quando abbiamo detto gli episodi che possono indirizzare da una parte o dall'altra la partita, è esattamente così. Sono stati gli episodi, un episodio in questo caso che ha tracciato il solco verso Bassano, che altrimenti credo che possa recriminare un minimo solo sul tiro diretto di Crespo in partenza, e sulla traversa di Candanedo, mentre dall'altra parte sono stati diversi interventi di Pertegato, un palo esterno, insomma era una gara che se fosse pari in questo momento non ci sarebbe nulla da dire, quindi vediamo l'evolversi della situazione, una gara eterna ancora. Sì, è lunga. Come no. Potrebbe essere condizionata anche dal bonus dei falli di squadra. Sicuro. Adesso 8 falli a 7, dopo serve chi ha più qualità anche nelle giocate di tiro da ferro. Adesso ci sono stati un paio di spunti interessanti anche dal punto di vista dell'organizzazione tattica. senz'altro. Adesso Candanedo cerca compagno libero. Piroli, Crespo, Lisa, Crespo chiama in causa Piroli, cerca lo spazio per la conclusione, poi serve Candanedo, in realtà voleva fare un'altra giocata ma è stato intercettato. Ancora Candanedo per Lisa. Bassano deve essere preciso nei passaggi. Sì, adesso è stato un po' troppo pasticcione, infatti paga Dazio con la pallina persa. E adesso Montebello in possesso di sfera. Attenzione Farita. Recupera Lisa, sta per involarsi davvero. Ci è mancato poco. L'attenzione difensiva sulla marcatura di Farizia da parte di tutta la squadra di Bassano è sicuramente apprezzabile. Anche perché scattano poi puntuali anche gli aiuti. Bertinato per Farizia. Farizia è un pessimo cliente. La recupera proprio Piroli, attenzione, Piroli poi non riesce a servire immediatamente Crespo. Sì, è rientrato su di lui Bertinato molto bene. Ancora Crespo in possesso di sfera, quindi Candanedo, Crespo. Adesso la circolazione di Bassano è migliore, passaggi più precisi e la differenza è tutta lì. Sì, alla fine c'è tutta la differenza del mondo in questo dettaglio, che il dettaglio non è. Attenzione ancora Piroli. Una bella contesa di porta. Alla fine il possesso è pesante. 4 minuti e 42 giocati questa ripresa. Che pare eterna. È lunghissima perché anche c'è tante piccole soste che frammentano magari il gioco. Attenzione, bella finta di Farizia. Farizia è il leader indiscusso della comitiva. Recupera poi pallina, attenzione, Lisa. Serve Crespo, prova ad andare a rimorchio, Candanedo è mancato tanto così. Attenzione però, 2 contro 1 dall'altra parte. Possibilità Ghirardello, la conclusione, è rientrato Piroli. È stato bravo Piroli. Ancora difese attenti. Candanedo ancora. Prova lo smash, Lisa, bravo e attento Nicoletti. È una buona trama. Sicuramente. E sta entrando Alberto Peripolli. Pronto a entrare Peripolli. E c'è il pareggio di Ghirardello. Trova il gol, una sassata Ghirardello. Un blocco del compagno. 5-41, gran sassata di Ghirardello. Bel gol. Parità. La sassata di Ghirardello che rimette in parità la situazione, in effetti non fa una piega questo risultato, è giusto così. Nessuno ha avuto dominio e neanche dei punti in più se fosse la box. Adesso seguiamo Lisa, poi c'è il nono fallo, addirittura nono fallo di Lisa. Questo mi è parso un po' sbracciato Lisa, è vero, ma questo ci è parso francamente eccessivo come fallo. Il primo valutazione arbitrale magari non condivisibile, però era piazzato meglio di noi
Attenzione, sicuramente Carmazzi. stava deviata alle spalle il tiro di Galbas. Davide Pertegato, la palla si è fermata sopra la traversa. Attenzione adesso, possibilità per Bassano, Candanedo, varco, palo pieno di Crespo, stavolta è stato sfortunato Crespo, era palo pieno a portiere battuto e dopo quella di Candanedo il palo di Crespo sicuramente si era aperto proprio un varco nel cuore dell'area. Pericolosamente davanti a Nicoletti, la partita. Peripolli ancora Peripolli ci ha provato. Adesso il derby è in equilibrio totale. Equilibrio totale, senz'altro. Adesso vediamo l'attacco. Può essere di la fase Montebello. decisiva del match. Sì, anche perché adesso ha 2 falli in più, Bassano non è poco. Cade Galbas davanti a Pertegato, possibilità di ripartenza per Bassano. Lisa, attenzione, Lisa Candanedo. Si è chiuso bene Montebello, ha saltato la possibilità di ripartenza. Crespo. Una palla persa. Sì. Ancora possesso per Montebello. Galbas. Ancora possesso per Farizza, Galbas, momento di studio dietro gabbia per Montebello, ancora Farizza. Conclusione. Stoppata da Candanedo. C'è Lisa ancora. Lisa per Crespo. Candanedo proverà, serve ancora Crespo di rincorsa, ancora Crespo cerca il varco per battere a rete, non ci riesce, perde pallina, attenzione, pericolo. Bravo Pertegato, di anticipo, cosa ha fatto Pertegato, attenzione. Poi la conclusione di Piroli, attenzione, Piroli deve stare attento a non commettere fallo di frustrazione, soprattutto per una pallina persa. Ancora Ghirardello, l'autore del pareggio, attenzione, scivola poi Candanedo. Cosa ha fatto Pertegato? Vediamo. Miracolo. Mamma mia. Peripolli ha cercato di fargli passare la palla sotto la pancia, non c'è stato lui ha verso. reagito. Mamma mia. Prontezza. Sì. Anche esperienza pure. Sicuramente. Il ragazzo non ha tempato assolutamente. No. 16-10 da giocare in questo secondo tempo. Vediamo adesso c'è un po' di movimento dalle 2 panchine. Sì, si deve asciugare la pista, c'è quella traccia d'umidità, interviene l'addetto Bassano per asciugare la pista. E Peripolli ha avuto un paio di spunti sicuramente interessanti. Sì, è un giocatore di esperienza che ha tanta qualità, fantasia, inventiva. Giocatore, io lo ricordo qualche anno fa, anzi diversi anni fa, da giovane, anche da giovane sapeva lasciare il segno. Ricordo una vittoria proprio ai danni del Follonica, il Super Follonica di Mariotti, con gol di Peripolli, giocava nel Bassano a 4 secondi dalla fine, anzi 3 per la precisione, con una giocata, una magia sotto porta, quindi un gol robustissimo e pesantissimo nella circostanza. Attenzione, Candanedo a rimorchio, la conclusione, ci prova Bagarra, niente da fare. È stato bravo Nicoletti. Sì, qua Nicoletti ha opposto il corpo. Vediamo adesso il possesso per Montebello. Sono sufficientemente aggressivo nonostante i 9 falli. Ghirardello
recupera ancora Ghisa, Piroli si fa vedere Crespo, poi Piroli perde ingenuamente pallina. Un regalo. Sì, nel tentativo di un po' troppo forse frenetico Davide questa sera. Ancora Fariza, la curva incita Bassano. Fariza, ancora Paul Galbas, conclusione, poi perde pallina male Ghirardello, prova ad andare a rimorchio Candanedo, conclusione a cercare la deviazione, pericolo, e Crespo, anzi la palla ha lanzato pericolosamente davanti a Nicoletti, Rocco Lisa ci ha messo il bastone, ha provato una deviazione ravvicinata. Seguiamo, entra Bertinato per Ghirardello nel Montebello, l'autore del pareggio. Sì. Seguiamo adesso 15:02 da giocare, tutto aperto, 9 falli Bassano, 7 Montebello, tiro di Crespo, gran intervento di sì, perché non ha visto partire da sì. Galbas, poi notevole, prova a dare l'accelerata ai suoi. Piroli cerca, sforza di recuperare pallina. Seguiamo l'attacco ancora, quindi Fariza, attenzione Fariza, gran giocata, poi Galbas ancora, Bagar, esatto, e nel traffico esce proprio Ghisa, attenzione, ci prova a controllarla. Era una ricezione difficile, ci ha provato. Piroli per Crespo, Bassano che tenta di accelerare. Vediamo ancora Crespo, si apre un varco, poi preferisce indietreggiare per Candanedo che proverà forse la percussione solita, esatto, va via Candanedo sulla fascia, sul lato della pista, quindi ancora Piroli prova una serpentina, si fa vedere Ghisa, poi riceve Candanedo allo scarico, prova la conclusione da fuori, ancora Ghisa, Candanedo stavolta cede troppo Candanedo, va via, quindi in questo caso Fariza filtrante, niente da fare, recupera Candanedo, 13:26 da giocare, possibilità di contropiede, le squadre si sono aperte. Sì, tra l'altro per 2 volte Crespo e Ghisa quasi si peste di piedi, stanno battendo le stesse zolle. Vediamo un po' Candanedo Crespo, finta il tiro Crespo, poi chiama in causa Piroli e 5 secondi chiamati, 13:04, c'è anche un time out in pista in questo momento, esce Piroli, entrano Milani e Pilati in questo momento, vuole far rifiatare entrambi gli alfieri giallorossi, Marozin. È una gara appunto equilibratissima, 1-1, c'è grande anche tensione. È la posta in paglia importante. Inizia a pesare. Il fatto dei punti qui dà una svolta importante. In un senso o nell'altro sì, perché se lo fa Bassano sarebbe la terza vittoria di fila, se lo fa Montebello sarebbe il primo successo in esterna, e quindi sono situazioni che... E verrebbe a un punto da Bassano. Tra l'altro, e quindi sono quelle situazioni... Il pari alla fine potrebbe accontentare entrambi, ma solo alla fine. In un campionato così equilibrato il punto non lo si disprezza mai, però è chiaro che adesso tutti e due vogliono giocarsela fino all'ultimo. Sì, è normale. È giusto che sia, esatto. Una giornata. È presto per far carico, certo, bisogna spingere e basta. Niente Ghirardello nel monte, seguiamo l'attacco Fariza, Bertinato. Recupera, Rocco Lisa va a recuperare una sfera importante, Milani
entrati appunto Milani e Pilati. Botta di Crespo viene deviata. Qui Bassano deve stare attento al Sì. rimbalzo per non andare a commettere Chiaro. Ancora Mattia Milani, Pilati, Crespo, anche se magari è meglio esaurrirlo adesso. certo, per carità, però Chi ha 30 secondi dalla quello fine. sicuro. Bella filtrante. trama, bella trama. Pattini di Sì, di Pilati, bel filtrante sui Pilati. 12-14 da giocare, siamo di fatto a metà ripresa. una partita 1-1. che ha proposto alcune giocate piacevoli, Sicuro. le squadre ben organizzate. A me è piaciuto abbastanza più in fase difensiva. Sì, che in fase offensiva. decisamente. Il Montebello ha confermato tutto il suo potenziale. Chiaro. Adesso possibilità di contropiede, anche se non arriva per un soffio Ghisa. Caduto in aria Crespo, ha guardato gli arbitri un attimo. È convenuto che era meglio rialzarsi. Sì, anche perché ha già preso un warning, Appunto. un blu, non è il caso. Attenzione, si era liberato si è bene, liberato però molto bene il Ghisa al momento il difensore biancorossi è rientrato della su di lui. conclusione, Sì. è stato stoppato. Ha fatto una gran giocata, attenzione. Crespo poi prova la conclusione, botta, bravo Nicoletti. Sì, Montebello è una tenuta che ricorda i colori Dell'Ulane, assolutamente, vero, cari vero. al nostro convinto. Sì, è vero. 11-13, vediamo. Ancora Crespo. Candanedo. No, era Pilati. Pilati, sì, ormai Candanedo- assomiglia, Candanedo- sì, si assomiglia molto. assomiglia con la barba. Candanedo Sì. è pronto a È rientrare. pronto a rientrare, attenzione. Ancora Crespo. 25 secondi per andare al tiro. Prova a proteggere Sfera. Prende un fallo di Fischiato squadra. un fallo intelligente, Sì, Ghisa, si fa l'ottavo commettere fallo. Bravo. 10-49 nel frattempo da giocare, sempre 1-1. Situazione falli 9-8. 8 Montebello. E sicuramente un bonus. Si arriva probabilmente Vicinissimo. tutte e due. Vediamo chi per primo. Pilati, Ghisa. Ancora Ghisa, Pilati, buona giocata di numero. Pilati, attenzione. Ecco, Però vedi, è caduto, non ha fatto una piega, Pilati non ha si è reclamato rialzato. nulla e via, così. attenzione allo spunto di Parizza. Palo Il adesso palo di di Bertinato, grande azione di Montebello qui, Qua sì, grande è stata una gran azione. giocata, recupera proprio Pilati. È stata un'azione bellissima Montebello. Crespo, e qua c'è stato un malinteso Sì, nella nel gestione del cambio. cambio. 10-06, è uscito Ghisa, è entrato Candanedo. È costato solo un fallo di 5 secondi, ma poteva succedere di peggio. Ah beh, certo. Perché c'era stata una giocata verso Sì, il nulla, visto che infatti, si stavano infatti, stavano effettuando il cambio. Adesso possesso recuperato a 10 dal termine da Montebello. Ancora Ghirardello, Farida. Si è sgolato nel frattempo Sì. Marozin. Attenzione. Candanedo. Piazza schiaccia. Candanedo subisce il fallo, fallo, nono fallo. E adesso sono E adesso veramente il primo pari. che fa fallo si andrà poi dal dischetto l'altra squadra. Conclusione di Pilati, para Molto Nicoletti. interessante. Attenzione Mattia Milani. Le sue sfuriate. Beh sì, a queste fiammate improvvise, botta di Candanedo stavolta. Montebello lavora bene anche sì. in fase difensiva. Sì, è salito anche su questo. Adesso vediamo l'attacco del Monte. Bravo Recupera Milani, si fa vedere Candanedo, a Pilati anzi. Si fa sentire anche la curva, intanto Pilati protegge Sfera, cerca il compagno libero, lo trova in Crespo.
Crespo 8,46 da giocare. Candanedo, conclusione di Candanedo deviata da Bertinato. e adesso Bertinato a riproporre per i suoi. Vediamo l'attacco di Montebello. Finisse così Vincenzo il risultato sarebbe anche giusto. Adesso, per quanto visto fino a questo momento, sicuramente anche come numero di pali 2-2, adesso nessuno, è chiaro, tutti provano a cercare il gran colpo. Ci prova adesso Farizza a 8 dal termine. Eccola la conclusione. Botte di Farizza, bravo Pertegato. Ancora protezione Pilati su dietro porta Farizza. Per i polli è pericoloso. Sì, è un falchetto d'area, l'aerone per i polli. Protegge adesso lui Sfera a cercare una conclusione, magari anche ravvicinato per servire un compagno. Attenzione ancora, gran parata di Pertegato di Mattia Ghirardello. E adesso è Mattia Milani contro Mattia Ghirardello. Attenzione, poi perde pallina sul pressing, para ancora e recupera Mattia Milani che è veramente dappertutto. Sì. Crespo, sì, 7,16. Crespo, Mattia Milani. Possesso a metà campo di Massaro a cercare una soluzione. Botta da fuori, ci ha provato Crespo. Preciso. 6,48, scorre il cronometro e qua adesso siamo in una fase bollente. E qui Mattia Ghirardello ha fatto bravo, bello 1 contro 1. Bravo Pertegato e bravo anche Ghirardello. 9 falli per tutti e due, lo ricordiamo, il prossimo fallo si va a tirare. Attenzione Crespo, e adesso inizia a subentrare un filo di tensione tra le squadre. Nessuno vuole commettere fallo, nessuno vuole commettere errori banali. Crespo, conclusione, ci ha provato Candanedo la deviazione sotto misura. È stato attento Nicoletti. Sì, decisamente. Ancora possesso di sfera per Montebello. Tirso Gomez, attenzione, Poga al bas, sporca la traiettoria, poi Candanedo ancora, prova Pilati, non ci arriva Crespo, quindi Milani deve rifare e riproporre l'azione. Crespo e Milani con la difesa schierata di Montebello non la si può più prendere in velocità, e adesso Pilati va a cercare forse il 10° fallo, niente. Poi tra l'altro lui è uno che resta in piedi a prescindere, non va a cercare, non è certo nella categoria dei simulatori. Pilati, ben lungi da lui. Gran botta di Crespo, viene deviata dalla difesa, poi recupera Candanedo. C'è stato un bel tiro di Milani. Crespo, esatto. Crespo adesso è chiuso, Crespo deve stare attento e infatti a 5,13, 5 secondi. No, fallo di squadra, me ne è fischiato fallo di squadra. C'è il 10° fallo. Non è convinto Pilati. Sì, sarebbe da rivedere. Diciamo che abbiamo visto 10 falli ben più, evidenti, concreti diciamo di questo. Molto più evidenti. Vediamo se verrà tenuto poi questo metodo di giudizio anche nei restanti 5 minuti e 13. E intanto Montebello andrà al tiro, ci sarà Farizza probabilmente. Tentava la trasformazione. C'è un time out per i polli, che sarebbe un'ottima scelta. È pronto anche Farizza e adesso può giocare per il vantaggio Montebello. Sì. Però potrebbe andare Galbas in realtà. Sì, è un 10° fallo, secondo me non particolarmente evidente, però ci va Tirso Gomez. Magari vorrà farsi perdonare. Può essere. La sfortunata deviazione che ha portato in vantaggio Bassano. Gomez contro Pertegato. 5,13 da giocare, vediamo adesso Montebello, c'è Pertegato che deve sistemarsi dopo il time out,
Vediamo Carmazzi lo invita ad accelerare le operazioni. Assolutamente. Si va a rischiare. Sì, una il munizione warning. sicuramente. Sono inflessibili gli arbitri Sì, su sì, sì. questo particolare. Vediamo adesso Pertegato contro Gomez. Gomez contro Pertegato. Adesso il pubblico inizia un po' a rumoreggiare perché è un momento delicato del match. Vediamo se finterà la conclusione per andare a dribblare oppure se sceglierà di effettuare la rincorsa e tirare direttamente. Vediamo la scelta di Tirso Gomez. Gomez contro Pertegato. La finta. E la Per il parata. momento riesce in qualche maniera Pertegato a ipnotizzare Gomez. Bravo Davide Pertegato. Decisamente. Scampato pericolo Per il momento scampato pericolo. Vediamo se poi Bassano riuscirà a recuperare sfera. Ma soprattutto vediamo se il 10° fallo eventuale di Montebello sarà sul metodo di giudizio precedente, allora potrebbe bastare anche un contattino a mio modo di vedere. Vedremo. Staremo a vedere le valutazioni. Intanto Bassano deve provare, come il Montebello peraltro, a fare gol in ogni azione senza aspettare il 10° fallo sì, alto. anche perché non è che Bassano c'è sta gran percentuale. No, di infatti, tra l'altro. Attenzione adesso. Possibilità proprio Tirso Gomez, c'è un tocco di pattino, lascia andare, attenzione, possibilità. Bravo Nicoletti. Bravo Nicoletti, e probabilmente forse Canedo avrebbe fatto meglio a servire Lisa, però ma si è sentito sicuro. Stava rientrando il difensore. E allora sì, ha provato tutta la sua potenza Candanedo, è una scelta anche questa condivisibile, ci può stare, anche perché lì è stato bravo Nicoletti, la conclusione di Candanedo era corretta. Ci prova adesso Crespo, traversa piena di Crespo, Crespo ha preso traversa e palo questa sera, più un'altra traversa Candanedo. Sfortunato. Decisamente, 2 pali invece per Montebello. E adesso ci prova Ghirardello. Attenzione, pericolo ancora per Pertegato. Una bellissima azione di Montebello questa. Ancora Ghisa, vediamo ancora 3,49 nel frattempo, adesso è veramente l'azione in precedenza di Montebello è stata veramente eccellente per come è stata costruita. Un'ottima trama. Ancora Crespo, quindi botta da fuori di Candanedo che Pilati se colpisce qualcuno, se colpisce qualcuno gli cambia i connotati. Abbastanza. Errore di Crespo, non da lui. Vediamo adesso, da ultimo uomo ha tirato addosso a Ghirardello, era chiaramente un'azione evitabile. Palla se ne va in porta. Che non se ne è accorto subito. Attenzione, ancora possesso di sfera per Montebello. Ma siamo ancora 3 giri di sì, esatto, vediamo la conclusione, pericolosa. Pericolo. E qui il Montebello è mamma mia, è ancora andato una tanto volta così vicino al gol. Sì. 2,52 infatti. Vediamo Bassano, poi recupera la sfera Candanedo che vuole accelerare i tempi, poi preferisce invece, entra Piroli per Pilati, vuole un surplus forse di fantasia a Rodini. Vediamo Piroli, infatti, ancora Piroli, Candanedo, e c'è il 10° fallo su Candanedo, stesso metro esatto, metro. Contattino anche secondo me, impressione mia, non c'era nel 10° di Bassano, nel 10° di Montebello, ma così è. E ci va Candanedo, forse andrà a Candanedo a tentare la trasformazione. Si prova Candanedo, Cesar Candanedo contro Nicoletti, che ha un passato in Spagna al Tenerife. È una Coppa Chelsea. Esatto. Candanedo, vediamo, fa ripetere. Sono mossi in anticipo. 2,23.
fossi in Candanedo ti darei il tiro diretto. A questo punto sì, tanto perché parte è stato scoperta la sua soluzione. Intenzione. Esatto. Si riprova a Candanedo. E invece no, va per il triplo. Para. Non una gran scelta, se mi posso Sì, permettere. sì, sì. Però È così. 2-11, Adesso- tutte e due hanno avuto l'opportunità di andare Sì. in vantaggio, l'hanno L'hanno sciupata. sciupata. Sono i famosi dettagli che Fanno la poi differenza. fanno la differenza, ma non è particolare, da poco. ci vogliono gli specialisti. per Ci sono gli trasformare specialisti, punti. nell'hockey moderno è così. Attenzione Candanedo, la conclusione. E qui Bassano deve stare attento a Sì, non farsi 1,49, certo. Vediamo adesso Montebello. Vediamo se Montebello cercherà il possesso per portare a casa un Il altro punto. punto sul derby. Dopo quello di Valdagno Attenzione. ci sembra che invece Galbas abbia altre Mamma mia. intenzioni. Attenzione, sono caduti entrambi. Ultimo time out mi sembra. A 1,30. Galbas ha avuto una grandissima occasione, è stato bravo Pertegato a Sì. chiuderlo. Sì, sì, Montebello ha avuto veramente una grandissima occasione. Bravo Pertegato, che fino adesso ha avuto un rendimento ineccepibile. Se finisce così ribadisco il risultato è giusto. È giusto, al momento è giusto. Però Perché è vero che Bassano ha più traverse, ma è stato più No, chiamato al lavoro Montebello ha Pertegato, costruito sì, alcune azioni decisamente. Quindi infilata no, con ci uno sta, scarico, esatto. scarico dal centro al laterale, inserimento sul secondo palo. 2 o 3 volte questa Certo. giocata è riuscita alla perfezione. Complimenti a Mirko De Girone, che d'altra parte è un tecnico Chiaro. sicuramente competente ed esperto. Ah, sicuro. La curva chiama Bassano a uno sforzo risolutivo in questo minuto e 30. Possesso Bassano. Pista da asciugare. Adesso sia il momento di un altro passaggio, l'umidità, visto che comunque fuori sta piovendo anche se non a dirotto, e quindi è chiaro che l'umidità poi si fa sentire ed è palpabile anche all'interno, perché poi si viene da giorni di pioggia e Certo. quindi alla fine non solo qua naturalmente, è inevitabile. Con esiti Sì, disastrosi purtroppo per il nostro nella capoluogo di Serenissima, Reggio. esatto, ed è un peccato mortale, mortale. 1,30 da giocare. Anche perché le opere in teoria È quello. dovevano prevenirlo. Esatto, sì, è un Erano discorso state messe in lunghissimo. cantiere. Viene Diciamo veramente, così. ci fermiamo per carità di Sì, patria, esatto, esatto, esatto. Ancora Piroli, attenzione, Piroli guadagna È possesso per a Montebello. possesso per Montebello a 1,13. Vediamo le scelte dei tecnici, se vogliono provare l'assalto, quello del Monte. Poi la recupera Crespo, Palla persa. attenzione, Crespo. Fa vedere Piroli che ha un cattivo controllo, poi Ha cercato Roclisa che se è n'era arrivato andato in quel momento. 11° fallo Bassano, ultimo minuto, 58 secondi da giocare. Aspettate, nell'ultimo minuto possesso Montebello, e qua adesso è chiaro che per chi difende l'idea è quella di provare Attenzione, a preservare Mattia Ghirardello, cliente sicuramente difficile. e adesso ancora possesso per il Monte, ancora Ghirardello. Vediamo, ancora Ghirardello che decide di probabilmente tenere sfera il punto, Ma probabilmente cerca l'ultima conclusione Montebello invece, secondo me. Eccola qui. si trova forte Farizza. con Farizza. E infatti È è scoccata centrata. Candanedo, finisce qui mi sa. 15 secondi, ultimo attacco di Bassano, attenzione, subisce fallo Lisa, 11 secondi e quindi ultimo
ultimo possesso per Bassano, proverà probabilmente un tiro, crediamo che non possa non trovare una soluzione sotto porta, viene da pensare un tiro da fuori a 11 secondi dal termine. Beh, in realtà in 11 secondi riesce, c'è spazio, sì, no, riesce a lo costruire spazio c'è, qualcosa. però è chiaro che diventa poi complicato. Anche perché questa sera le difese sono state molto attente. Sì, decisamente. Come conferma il risultato. Vediamo Candanedo, probabilmente il tiro di Crespo. Fallo di squadra per Bassano, contro Bassano. 6 secondi e mezzo. E adesso l'ultimo tiro, così c'è la Montebello. Ehi, io da lì. Proverà Farizza probabilmente. Di Farizza per secondi. Infatti la deviazione. E finisce qua. Ha tentato la deviazione 1-1 tra Bassano e Montebello, le reti Candanedo nel primo tempo e nella ripresa il pareggio di Ghirardello, pareggio giusto, sì, ci sta. E un punto a testa che dà speranza e salvezza ad entrambe. Un flash da parte tua, un telegramma prima dei saluti. Sì, il risultato giusto, due squadre che sono ben disimpegnate, buone le trame offensive di Montebello, ottima la solidità difensiva di Bassano, qualcosa da registrare in fase di conclusione, anche se ha preso qualche traversa di troppo, però il risultato assolutamente non fa una grizza. E allora con l'1-1 il saluto di Fausto Pozzan, vi saluto anch'io, a risentirci alla prossima, pareggio che tutto sommato può accontentare entrambi. Signore e signori, buonasera. Buonanotte.